Sono Giovanni Rubino, dipingo da parecchi anni, diciamo da circa 50 anni. E la mia ispirazione pittorica è quella che si dirama nelle più varie espressioni della pittura moderna. Nel senso che nasco quasi come impressionista, poi ho l'esigenza di andare avanti facendo cose post-impressioniste, perché vorrei ancora continuare questo lavoro per arrivare a interiorizzare di più la pittura e arrivare a un espressionismo che venga letto come una caratteristica dell'uomo che avvolge anche i problemi della società. L'espressionismo è una linea pittorica che conferma che l'uomo è sempre combatte con se stesso e con la società da cui viene circondato. E i suoi temi devono essere più orientati verso le situazioni della società rispetto, diciamo, alla linea pittorica che si faceva con gli impressionisti. Gli impressionisti erano dei grandissimi pittori, amavano la natura ed era una pittura prettamente di poesia, naturalmente di grandezza, perché i grandi impressionisti erano dei grandissimi pittori. Nessuno dice che gli impressionisti non sono grandissimi pittori, ci mancherebbe altro. Però la mia visione pittorica è quella di interiorizzarla ancora di più, se è possibile. Naturalmente è sempre un tentativo molto difficile. Questa mostra che ho rappresentato al Museo del Carmelo è un'idea che avevo da 3 anni, perché non volevo fare, diciamo, la personale, volevo fare un qualcosa di diverso, recuperando dei quadri che ho in giro nella mia produzione. Questo mi serve anche come pittore, perché voglio vedere qual è diciamo, la variazione di tutta la gamma della mia produzione rispetto ai giorni nostri. Mi serve anche perché da un punto di vista umano volevo raccogliere quelle persone che hanno avuto fiducia prima della mia persona e poi della mia pittura. Da questa mostra nascono molti discorsi che si riferiscono sempre alle variazioni della vita di un pittore, perché giustamente io quando faccio un quadro subito dopo lo dimentico e il mio disordine mentale ha fatto sì che molti quadri che ho in giro neanche me li ricordo. Però questa è un'esperienza che mi ha arricchito molto. Sono molto fiero di aver fatto questa mostra. Questa mostra che è durata circa un mese e ha raccolto molti consensi, qualche critica naturalmente, accetta perché si espone anche per quello. Chi espone ha il pericolo anche di essere criticato, ma questo non è un pericolo, è giusto che venga criticata. Questo quadro ha un significato per me molto importante perché ho voluto interiorizzare la figura del cavallo per poi rappresentarlo in una forma molto pittorica attraverso il filtro della memoria. Filtro della memoria perché questo paesaggio che c'è qua io l'ho vissuto dall'età di 5 anni fino all'età minimo di 6-7 anni. Ed è un qualcosa che mi sto trasportando continuamente nella mia testa, perché da qui voglio partire per realizzare un cavallo che rappresenti la mia personalità pittorica. Qui ci troviamo davanti a un oliveto, diciamo, puro, nel senso che ci sono degli ulivi dove si vede l'amore che ho io. Nel senso che se voi guardate bene il quadro,
mi sforzo di far uscire i rami fuori dal quadro. Questo perché lo faccio? Lo faccio perché ho un grande amore dell'ulivo, perché l'ulivo è una pianta che ha una forza, una poesia. Di conseguenza, se voi vedete bene il quadro, vi rendete conto che molti rami addirittura sono forzati dal pennello perché io vorrei che questi rami venissero fuori dalla tela. This painting of the olive trees by Giovanni is one of many that he has done. The olive tree is much loved in Sardinia, but in Ireland we didn't know about olive trees. No? There are no olive trees in Ireland. We have beautiful old oaks and other beautiful trees, but not olive trees. But with this painting, it was on exhibit in the gallery in Cork. So I think that Giovanni's passion for the typical nature of Sardinia countryside. Ho voluto rappresentare questo scorcio d'oliveto d'estate. L'estate è molto importante per realizzare quadri sugli oliveti perché ci sono una serie di luci e ombre con tonalità diverse, infinite tonalità diverse, che danno al quadro un volume e una profondità molto, molto importante. Perché se voi notate, qui c'è una fuga di colore molto profondo che dà al quadro una prospettiva molto efficace. Questo quadro rappresenta il tratto di ferrovia da Sassari a Sorso. Precisamente siamo a Fontana Nieda. Perché faccio il treno? Il treno, sono stato sempre innamorato del treno, perché il treno corre con la memoria. La memoria è quella cosa che non ti abbandonerà mai nella vita. Io prendevo questo treno quando ero bambino, ho continuato a prenderlo e molte volte lo prendo perché ancora sono affascinato da questo treno. Sono veramente innamorato di questo treno. Questa figura di donna è mia cognata. Come vedete mi ci metto qualche volta a fare qualche ritratto. So che il ritratto è una pittura molto difficile, però io mi voglio cimentare perché il ritratto lo sento molto. Lo faccio in determinati momenti, non posso ritrarre in continuazione perché ancora devo assimilare certi requisiti tecnici, però lo amo molto, come vedete insomma è ben costruito e rappresenta molto semplicemente la figura di una donna che ha un'espressività particolare. Siamo davanti al ritratto di mio fratello, con cui ho stabilito un rapporto anche teatrale. Lui era un bravissimo attore e mi sono innamorato soprattutto del suo carattere, della sua personalità d'attore e ho sentito il desiderio proprio un desiderio molto, molto profondo, gli ho voluto fare questo ritratto, perché era quasi un'esigenza intima da fare questo ritratto, perché mio fratello era un bravissimo attore. Siamo davanti a un quadro da cui sono stato ispirato, perché rappresenta una commedia molto importante, molto bella, di Nardo Sole. Si tratta di due personaggi molto differenti. Il personaggio di sinistra è un personaggio malato che sta per morire, mentre l'altro personaggio è un personaggio più affezionato diciamo, alle tradizioni sassaresi. Mentre il primo personaggio si mette a parlare del senso dell'esistenza, del fatto che la vita praticamente non ha quasi senso. Lui si mette a replicare e dice sempre: no, non ti preoccupare, meno male che ieri abbiamo mangiato delle fave eccezionali. Questo quadro è fatto con un taglio teatrale e rappresenta per me uno dei pezzi più forti del teatro sassarese.